Le urla e le sedie che volano nonostante i passanti cerchino di dividerli. Il gruppetto continua ad insultarsi e a spintonarsi cercando lo scontro fisico. Le immagini riprese da altri testimoni si riferiscono ad una rissa avvenuta venerdì pomeriggio a Padova in stazione e divulgata nella pagina Instagram Welcome to Padova. Protagonisti alcune ragazzine e un ragazzo che afferrano le sedie del bar e cominciano a lanciarle. Un episodio che ancora una volta vede protagonisti dei ragazzi molto giovani che scelgono la strada per affrontarsi con violenza, incuranti della gente e delle attività commerciali. C'è un'escalation di continui fatti di criminalità che destano una forte preoccupazione ma anche un'indignazione. Noi come Lega continuiamo a chiedere che ci siano degli interventi seri, concreti e risolutivi. La rissa della stazione segue di pochi giorni quella ripresa da un residente in via Altinate con lanci di bici e minacce tra due gruppi di ragazzi. La sicurezza è un diritto ed è una precondizione essenziale di libertà ed è la libertà quella che meritano di avere i padovani, non un clima di paura e di violenza ovunque. Quindi mi rendo conto che il sindaco probabilmente è ostaggio della frangia sinistra di questa amministrazione che vede nella sicurezza e nel presidio un Far West. Per la consigliera Mosco questi sono gli interventi necessari. Noi pensiamo che l'amministrazione comunale possa intervenire su questo, intanto per esempio aumentando l'organico della polizia locale e anche di poterli dotare dei taser. Anche la presenza della pattuglia dell'esercito che è attualmente ferma, pensiamo che il sindaco Giordani possa farsi portavoce nelle sedi opportune per chiedere che questa pattuglia sia itinerante, cioè si muova sia davanti che dietro la stazione.